Allora, intanto noi stavamo parlando anche fuori onda di altri tipi di investimenti, se l'immobile Ma l'immobile ni da noi, ni da noi, no, perché ad infatti esempio, perché cresce il valore a Londra, a Zurigo altissimo, mentre resta sì, fermo in il Italia. mercato inglese ha avuto 10 anni fantastici, a parte forse gli ultimi in cui ha avuto una flessione con Brexit, ma 10 anni fantastici, a riprova che il calo degli ultimi 10 anni nostro negli altri parti del mondo, anche d'Europa comunque, è stato invece una crescita significativa e importante. Ma quando noi parliamo di immobili abbiamo un mercato di riferimento che è quello domestico, Vabbè, ma sì, se io certo. voglio investire in immobili non è posso sì comprarmi fisicamente un appartamento, un'abitazione, non so, in Inghilterra, a Londra o in altre piazze, oppure comprarmi un certificato che rappresenti l'andamento degli immobili in quel paese, no? Questi strumenti finanziari che sono molto semplici, che si chiamano ETF, o i fondi che rappresentano quel mercato, cioè il mercato immobiliare è attrattivo, ma la finanza ha pensato che fosse più agevole dare la possibilità di accedere senza comprare fisicamente una casa, o un palazzo, un ufficio, ma comprare titoli, prodotti finanziari che lo rappresentino, ecco, quindi ETF Certo. o fondi che comprano società immobiliari che investono in quel paese di riferimento che ci interessa in quell'area geografica, che può essere Inghilterra, che può essere l'Asia, che può essere il Ma come Giappone. mi sembra un po', sembra semplice ma complesso nel contempo, perché devi conoscere la zona, avere qualcuno che ti aggiorna su quella situazione, Perfetto. perché se a volte anche si sbaglia qui da noi, cioè uno compra una casa in un posto, poi si rende conto che viene lasciato in mano a chissà chi, cambia l'amministrazione, pieno di extracomunitari, si svaluta l'immobile, non ci metti dentro neanche... Bravissima, ma è proprio per questo che è estremamente senza senso impegolarsi nel comprare una casa laddove fai fatica a vedere, devi fare a pugni con la legislazione e la fiscalità di quel paese, no? Molti sento che comprano immobili a Miami, noi siamo la clientela più attiva sul mercato sia americano che sul mercato inglese per l'acquisto fisico di immobili, ma ad esempio il mercato americano ha una legislazione estremamente penalizzante per ciò che riguarda le tasse di successione sugli immobili. Quindi se io compro una casa, supponiamo a Miami perché va di moda comprarla là, devo sapere che se poi ci lascio le penne, il 40% del valore va al fisco e che forse comprare la casa lì come persona fisica non è proprio la cosa più corretta, ma sarebbe meglio che la comprassi come società, ma sarebbe ancora meglio che comprassi immobili in quel paese magari attraverso un fondo di investimento che consente Questo qui se parliamo di dall'Italia. investimento, se parliamo perché magari Ma negli uno anni vuole 90... la casa per andarci durante le vacanze, è un Esatto, altro paio di maniche. esatto. Investire nel mercato immobiliare per il piacere di avere un immobile, ma avrai bisogno di comprartelo fisicamente perché ogni anno vuoi andarci a fare le vacanze. Se invece vuoi approfittare della crescita di quel mercato di riferimento, non ha senso comprare fisicamente l'immobile, ma forse è più vantaggioso, più semplice, più accessibile perché si può fare anche con piccoli importi, accedere a quel mercato comprando fondi comuni di investimento o ETF che rappresentano quel mercato. Non hai vincoli di durata, puoi comprare, hai un andamento controllabile giorno per giorno. Questo non vale solo per gli immobili, vale per tutto il resto. Noi abbiamo sempre detto che il fondo comune di investimento, l'ETF, che differenza c'è tra l'ETF e un fondo comune? Un fondo comune è gestito da una società di gestione, società di investimento, e quindi società di gestione vuol dire che se lei fa, la società di investimento, la selezione dei titoli, delle azioni da inserire in questo pacchetto, la fa lei la selezione. E tanto più efficace la sua selezione e la sua attività di compravendita nel durante, per cui il rendimento può essere migliore addirittura di quello che fa quel mercato. L'ETF no, è un prodotto che costa meno perché ha una gestione passiva. Compra quelle cose e le tiene sempre, non c'è un'attività di intermediazione, le compra. Chiaro. Un attimo che è arrivato un messaggio, ma con questo governo che vuole regalare soldi e agevolazioni a destra e a manca, è meglio tenersi i soldi in tasca o investire su qualche fondo estero? Ecco, tutti i fondi di investimento hanno come banche depositarie banche straniere, sono banche di solito per ragioni fiscali, sono banche in Lussemburgo, in Irlanda, quindi è come che i nostri soldi fossero là. E quindi cosa conviene fare?
Faccio un piccolo riferimento. Noi abbiamo, il fatto stesso debito o non debito, noi abbiamo 1.400 miliardi nei conti correnti. L'Italia ha 1.400 miliardi nel dato di luglio. Che vuol dire di soldi fermi lì? Una montagna di soldi. Montagna di soldi che perdono, perché il potere d'acquisto e l'inflazione lo certo. erodono. Quindi li abbiamo esposti, lì infruttiferi e quant'altro. Su cosa... È vero anche che come risparmiatori abbiamo accesso a infinite soluzioni di investimento. Nel momento io compro un fondo di investimento che investa nella borsa americana, è come se fisicamente li prendessi e investissi quei soldi che fisicamente vanno là. È verissimo, però abbiamo avuto tante di quelle fregature, tra virgolette. Sì. E cocenti, c'è chi ci ha rimesso risparmi e quant'altro, che forse c'è la diffidenza di dire ma me li tengo fermi lì o nel conto corrente, chi se li vuole mettere chissà dove in una cassetta di Ma è per quello che cerchiamo le scorciatoie. Le scorciatoie non sono le cose giuste da fare, ma sono le cose che noi percepiamo sicure. Le cose che noi percepiamo sicure è comprare le obbligazioni delle banche che sono andate in default o dei titoli di Stato. Invece sarebbe meglio fondi, quindi? Sì, beh, il titolo di Stato tedesco da gennaio, il Bund a 5 anni, quindi il titolo di Stato della Germania, poi c'è scritto GE, Germany, che scade nel 2022, quindi 5 anni. Da gennaio di quest'anno, 2018, l'altro ieri, ha perso il 3,5, perso il 3,5. Quindi se io ho messo 100.000 euro o 10.000 euro o 1.000 euro, e prima di gennaio me ne trovo meno, Il BTP italiano ha perso 5 punti e qualcosa, per effetto delle dinamiche dei rialzi dei tassi. Sono cose da comprendere, se non le comprendiamo facciamo come fa la maggior parte degli risparmiatori, sto perdendo, cavo tutto. No, si pensa che i tassi risalgano per effetto di un'inflazione che nel mondo salirà, questa percezione, questa previsione di tassi in rialzo fa sì che i prezzi dei titoli di Stato a 5-10 anni scendano. Succede il contrario se si pensa che i tassi scendano, è un parallelogramma. Se si pensa che i tassi in quella zona scendano, il prezzo dei titoli sale, si fanno guadagni. Se si pensa che i tassi salgono, i prezzi scendono. Quindi bisogna essere al corrente di com'è la previsione. I fondi di investimento, dove case di investimento, le case di gestione pagano gli analisti perché all'interno di questi fondi ci siano titoli che risentano il meno possibile di queste oscillazioni, ti mettono sicuramente più a riparo dell'acquisto del singolo titolo. Poi, se sappiamo che metà dei soldi di questo mondo vanno tutti nel mercato americano perché è il più grande, il più dinamico, l'America cresce al 4%. Al 4%. Sì, è rilevante la cosa. Dove ci sono le aziende... Oltretutto, fra le prime 10 aziende di quel paese non esistevano 10 anni fa. Dove c'è l'innovazione che intercetta anche le nostre vite, insomma, la maggior parte di quelle aziende sono aziende che hanno un impatto diretto sulle nostre vite. Pensiamo a Facebook, pensiamo a Google, pensiamo a LinkedIn, pensiamo a Netflix, cioè i ragazzini delle scuole medie conoscono le prime 10 aziende di quel paese e non conoscono le prime 10 aziende del paese in cui vivono. Quindi è un paese di riferimento dal punto di vista dei consumi e della crescita. Tutto il resto ai mercati finanziari interessa fino a un certo punto. Beh, insomma, però i condizionamenti politici ci sono. Ci sono, ma sono meno importanti rispetto a quello che riguarda altri aspetti. Buongiorno a lei e al suo ospite che seguo sempre con attenzione. Volevo chiedere se in questo momento, prima del DEF, è un buon momento per investire o è meglio aspettare. Grazie, Marco da Padova. Assolutamente, Marco da Padova. È impossibile fare previsioni. Vabbè, è possibile fare previsioni. Però io ritengo in cuor mio che sia un ottimo momento per investire. Ma è una percezione personale che abbiamo noi operatori. Perché siamo un paese in cui ci sono molte cose buone, parlo le aziende che operano nel nostro paese, che hanno vissuto una fase di difficoltà, di crescita, di grande ristrutturazione, e i loro prezzi per ciò che riguarda i mercati finanziari non sono assolutamente allineati al valore che esprimono. Quindi siamo un paese in cui a saldo, ecco tra virgolette. Questo non vuol dire che saliranno
ma sicuramente siamo un paese a saldo. Per ciò che riguarda la borsa, ma anche tutto il resto, insomma. Quindi potrebbe essere un momento buono. Siamo stati bastonati quest'estate noi, Ah. La borsa è scesa. Cosa è successo mentre eravamo uno quanti dei a rilassarci in varie località anni in cui non ci sono stati grandi crolli sul mercato, no? In finanza si definisce un mercato orso, cioè un mercato negativo, quando ci sono cali superiori al 20%. Non ci sono cali significativi di queste dimensioni, ma abbiamo uno stato di mediocrità che si trascina da inizio anno. Quindi una leggera insufficienza, un paese che si sta come uno scolario che si mantiene sul 5 meno, un 4 al 5, insomma con uno scatto di reni può arrivare alla sufficienza, confidiamo nell'ultimo trimestre. È altrettanto vero che significativamente gli operatori si chiedono, visto che poi siamo al traino della locomotiva americana, questa locomotiva corre da 10 anni, è la più grande crescita. 10 sono passati, se 10 anni che 2009, 2019 entriamo nel 10° anno. Non c'è mai stato un periodo di crescita così lungo in questo secolo. Non c'è mai stato un periodo di crescita lungo in questo secolo. Continuerà ancora. I prezzi in quel mercato sono sostenuti anche dalla loro inflazione. Quindi la borsa sale, ma i prezzi delle aziende, i prezzi delle cose, con l'inflazione che lì è più sostenuta rispetto in Europa, hanno ancora un loro equilibrio. Quindi la borsa sale, ma i prezzi di concerto salgono per effetto anche inflattivo. Da noi abbiamo un'inflazione più bassa, consumi e oltretutto hanno un livello consumi fermi, dicono ancora. Sono ancora fermi, lì hanno un livello anche di piena occupazione, di crescita salariale, quindi sostanzialmente la crescita si sta trasferendo ai salari e poi ritornerà ai prezzi. Ecco perché i tassi salgono più velocemente negli Stati Uniti rispetto all'Europa, dove questa dinamica non c'è. Ecco, visto che allora potrebbe essere un mercato sicuro questo. Non c'è mercato sicuro, però si è sempre dimostrato più sicuro. Più sicuro. Cioè un mercato quando non esiste, definiscono, si diceva, detto altre volte, safe haven, un porto sicuro il mercato giapponese dei titoli di Stato, ma se io fossi un marziano sarebbe il posto più scomodo, perché hanno il debito più grande del pianeta e un rapporto debito-PIL del 245%, noi ce l'abbiamo solo al 130%, quindi dovrebbe essere noi il mercato preferito. In realtà non è così, ma i mercati finanziari definiscono quello un porto sicuro, invece noi un porto non troppo sicuro. È un mercato serio, strutturato, ecco quello americano, serio, strutturato, un mercato enorme. Per andarci a bazzicare è necessario conoscerlo oppure ci sono dei prodotti, dei fondi? Io faccio un esempio molto pratico. Io nel 2007 ho fatto un investimento per un mio cliente. Abbiamo scelto un fondo che investiva, un fondo nel mercato delle aziende di beni di largo consumo, quindi pannolini, sigarette, tabacco, dentro c'era Marlboro, Philip Morris, un fondo. Abbiamo messo 50.000 euro nel 2007. Nel 2009 erano diventati 30.000. Cavoli. C'era Lehman Brothers, è successo di tutto. Quindi nel 2007 ci mettevo 50, nel 2009 avevo poco più di 30.000. Sono passati 10 anni, poco più, oggi sono 163.000 euro. Senza toccarli. Senza toccarli. Però. Per effetto di quel mercato, e non era un prodotto sofisticato, un prodotto semplice che teneva cose semplici, era una fetta del patrimonio del cliente. Nel momento in cui tu fai una buona selezione e il mondo intorno attraversa momenti di crisi, di difficoltà, ma hai comprato delle cose buone e hai un buon controllo dei tuoi nervi e non fai scelte emotive, il più grande nemico del risparmiatore è se stesso, è la nostra paura. La paura fa fare... La frase più ripetuta dal cliente è cavo tutto, perché c'è il meno davanti, ma se hai comprato delle buone cose, questo mercato ti darà ragione prima o poi. Perché l'ha sempre fatto, ma se salti in becchi da una parte all'altra rischi di... Perché il momento buono per entrare non lo conosce nessuno, non è mai il momento buono per entrare.
è sempre il momento buono per andare, però devi rimanerci. E dopo quindi il consiglio è sì, si può fare, però bisogna Restare. starci, avere la possibilità di non averne bisogno, insomma, Certo. sostanzialmente. Pubblicità, poi torniamo insieme.